manifestazione Sicilia in bolle. Ecco, un programma vastissimo, ricchissimo. Da cosa nasce l'idea e quale sarà la formula dell'evento? E allora, quando Francesco Baldacchino mi chiamò per aiutarlo in questo evento, perché sottolineo io non sono un sommelier, sono un aspirante sommelier, però ho il piacere di partecipare a questo evento, quando Francesco mi chiamò, essendo la prima edizione, avevamo un po' di dubbi, perché rendiamoci conto che l'evento è abbastanza ampio. Però l'aiuto e devo dire di tutte le eccellenze delle cantine che hanno partecipato, dei food e di tutti coloro che girano, soprattutto il padrone di casa del Madison Mimma Arena che ci ha messo a disposizione questa gran bella struttura, ci ha dato una grossa mano. Oggi possiamo dire che ci sono tutti i presupposti per far sì che sia una bellissima edizione, la prima edizione, speriamo negli anni di continuare e di far sì che sia sempre più migliorata. Senza ombra di dubbio ci sono tutti i presupposti per avere una gran bella serata. Ce la stiamo mettendo tutta, non soltanto io, ma tutto lo staff di ICE Agrigento, l'impegno anche di ICE Sicilia. Speriamo bene. Perché Sicilia in bolle? Cosa vuol dire? Sicilia in bolle perché vogliamo dar spazio ai nostri spumanti siciliani in merito a quello che magari la tradizione dice di puntare maggiormente su quelli che sono gli spumanti del nord, però la Sicilia ultimamente sta avendo un ottimo successo anche sulla spumantistica e quindi avevamo pensato bene di dare spazio anche agli spumanti siciliani, cosa che magari potrebbe essere contraddittoria, però io essendo sommelier ho avuto modo di assaggiare gli spumanti anche siciliani e vedrò che la qualità non ha niente a che invidiare con gli spumanti del nord. Abbiamo 23 aziende, 23 banchi d'assaggio, tra cui impiegheremo un sommelier per ogni azienda. Tra l'altro abbiamo anche la partecipazione di alcuni aspiranti sommelier, quindi aspiranti che hanno fatto già il primo livello e che sono stati entusiasti di partecipare a questa manifestazione. Perché uno diventa sommelier? Uno diventa sommelier perché è interessato al vino, perché gli piace bere, perché ha la curiosità di assaggiare e gustare i vini. Mi piace il fatto di avvicinarmi di più alle aziende e conoscere anche quello che c'è dietro una bottiglia, il lavoro che c'è, che si svolge nelle terre. Quindi Sicilia in bolle è un'occasione anche per dare spazio sia ai sommelier che agli aspiranti. Sicilia in Bolle è anche un modo per far conoscere alla gente che non è ancora addentro a questo mondo del vino, ad avvicinarsi alle aziende o conoscere il mondo del vino.